Allora, siccome abbiamo preso le tabbie e quindi ora queste tabbie le utilizzeremo per fare un sentiero fino a là, come questo, che è stato però vandalizzato, no? Forse pensavano che ci avevamo nascosto i maregni e i ragazzetti questo era bello preciso. Se c'è qualche imprenditore, diciamo, che ci vuole fare un'altra striscia, sempre fino a là, e poi ci mettiamo noi, sono offerti da Tizio. E qua c'erano le tabbie che sono indossate. E non vorrei che pensano che siamo tombaroli, no? No, per farvi vedere quando sia archeologica questa piglia, dicono è archeologico, no? Perugina di 2000 anni fa. Qua, guardate. Questo non è chistene, è forato del XX secolo. E praticamente tutta lì, che è tutta munnizia, terra rimischiata con l'immondizia da 20 anni, ma forse anche ai tempi della stazione vecchia, quella la prima, roba di 100 anni fa, quando inventarono Genova. Ad esempio qua c'è un buco, vedete, questo è un buco, guardate com'è, visto forato, tutto forato, munnizia del XX secolo, gesso, ma gran parte è sterro, no? Che praticamente cosa succedeva all'epoca, devono gettare tutto cose qua, poi con migliaro, no? E qua è tutto inquinato il terreno. E ora noi abbiamo il problema che, nonostante ci siano i privati che vogliono a gratis pavimentarcelo, no pavimentare, cose che prefabbricate, con le vermetti, lasciano il cemento, nonostante siano proprio, stanno aspettando a ogni volta a dire chi dice, oh ma io ti sto aspettando. E io sapete che sto aspettando io pezza carta da sovrintendenza. Dopo 20 anni che è inquinato, che tutti che scavano e ora mi viene a dire dopo 20 anni mi viene a dire dai. Ora io dico, Saro, ma come la sta a chianare poi a carriola da chianata? Chi le vede? Come la sta a chianare? E niente, stiamo prendendo le pietre che possiamo utilizzare per fare dei sentieri. Pietre munnizia che useremo per pavimentare perché non abbiamo i mattoni.
bene, questo secchio per adesso lo mettiamo qua, dove c'è la banchina più pulita, perché io ero venuto per prendere questo, che ora vi faccio vedere a che serve. Così. Pulita e buttata. Non si sa mai, una guardatina la diamo, alle volte c'è qualche maregno. Lo consegniamo subito alla soprintendenza. Telefoniamo subito. Vabbè che il numero non ce l'ho, però. Praticamente ora tutta questa terra che è stata grigliata da pietre grosse verrà parizzata. Ti fai la tessera, che è 15 euro, che così noi compriamo un'altra carriola a carriera pece. Solo per i soci di Pensiero Stupendo hanno il privilegio di venire a lavorare gratis qua. Vedete voi, no? Carne ne serve di maruna, i persone per carriera pece, tutti così. Questo è un secchio dei Sumeri, che Sumere proprio Sumertono, Ciaramite del 2000 d.C. Cerchione di biga romana questo, cerchione. Guardate, un pezzo di tomba, è una tomba di plastica dei Fenici questo. Che fecero l'argilla espansa, che la plastica espansa, a mandare i Fenici. Una conduttura egiziana, vedete? Una T egiziana. E ora, prima di rimuoverla, devono venire forse per Eumenis, perché è egiziano, in Sicilia l'egiziane non ci hanno lasciato mai, e là è una cosa importante, quindi forse viene per Eumenis. C'è il vincolo archeologico, capito? Tutte questa è lana di vetro archeologica. A Cuticchia, sapete quando andava questa Cuticchia? Preistorica. Che sai di preistorica? Un sandalo greco-romano, che Generone che batterà a bruciare, usò assolutamente. Questa è fogna, vedete il nerume, una fogna etrusca quella, sì, purtroppo sì, non si può risanare perché è etrusco, ci vuole la sovrintendenza, perché è antica assai, le cose antiche non si toccano, se ci vuole il sovrintendente, un ministro.